Sia la risurrezione di Cristo una primavera di futuro per la nostra città, che sembra invece incamminarsi con inconsapevole ineluttabilità verso un declino assai triste. Questo è il messaggio dell'arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, in occasione della Pasqua. A lui fa eco l'augurio dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Sia una Pasqua di rinascita, speriamo anche con nuove prospettive lavorative, ma specialmente anche di rinascita nei cuori, nella vicinanza e solidarietà tra di noi. Monsignor Mazzocato si è poi soffermato sulla situazione della crisi della Copca, chiedendo solidarietà. Oltre a invitare tutti a metterci tutte le risorse, le buone volontà per trovare qualche strada di uscita, di soluzione, sia anche altrettanto importante rafforzare la prossimità e la solidarietà. L'arcivescovo ha affrontato poi l'argomento profughi e il tema dell'accoglienza in città. A me pare che il nostro territorio mostra ancora una buona capacità di accoglienza. Quello che invece bisogna stare attenti ed evitare sono eventuali strumentalizzazioni, perché sulla pelle di queste persone meglio non farle. Lavorare insieme, metterci molta calma e razionalità, ecco, per far fronte a questi fenomeni epocali che non fermi. E infine la questione aperture nei giorni festivi di Pasqua e soprattutto Pasquetta. Ci si sta purtroppo un po' adattando, anche perché naturalmente le necessità, diciamo, delle contingenze economiche e lavorative spingono in questo senso. Resto della mia idea, e cioè che il lavoro dovrebbe essere anche commisurato con le altre esigenze della persona, quindi penso mamme, spose che hanno figli, papà, e penso anche che bisogna stare attenti di non, tra virgolette, approfittare di questo momento di crisi